Una nuova ondata di maltempo, una nuova frana sulla Lemagna con code fino a 15 km in direzione Cortina. Il sabato di esodo estivo, con temperature oltre i 35 gradi e traffico intenso sia verso il mare che verso la montagna, fa i conti con i nuovi smottamenti che colpiscono le Dolomiti dopo la tragica frana di martedì sera a San Vito di Cadore. E per questa sera vige la nuova allerta meteo diramata dalla Protezione Civile regionale fino a domani mattina. La frana della notte ha interrotto la Lemagna tra San Vito e il capoluogo ampezzano all'altezza di Acquabona, causando in mattinata incolonnamenti da Longarone a Domegge. Il fronte, è stato spiegato dagli operatori, è lo stesso del movimento già registrato un mese fa, quando la stessa strada fu interrotta, ma per un periodo più contenuto. Chiuso per frana anche il passo Giau, per entrambi si attende a ore la riapertura. Intanto a San Vito sono state accertate le identità delle due vittime tedesche, due fidanzati di Monaco di Baviera di 42 e 37 anni. Loredana Colledel, sindaco di Refrontolo, colpito un anno fa dalla tragedia del molinetto della Croda, ha voluto chiamare il collega di San Vito, Franco De Bon, per esprimergli la vicinanza dell'intera comunità. Circolazione consistente infine, ma sotto controllo anche in A4, traffico molto intenso con code a tratti e rallentamenti in mattinata tra Meolo, Roncade e Palmanova.